Buongiorno. Buongiorno. Mommy? Ah! Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Oggi è... Aspettate un secondo, oggi è il 14. Il tempo è questo. Ieri non c'era il sole, oggi c'è il sole, quindi è sempre nuvolosissimo, ma c'è il sole. E c'è aria. Abbastanza ventilato, Pepe, cosa facciamo, amore? Boh? Allora, sì, in effetti c'è abbastanza aria. Penso sia almeno 10 alle 9. E mi sono alzata un po' tardi, ho preso l'antibiotico più o meno giusta, ma mi sono alzata tardi. E perché sapete che bisogna prenderlo sempre alla stessa ora circa, no? Sto riscontrando dei problemi. Comunque l'ho preso. Adesso sto pensando come vestirmi. Dovrei andare a comprare il pane, ma secondo me non vado a comprare il pane. Aspetto. Aspetto domani. E vorrei andare a camminare visto che c'è il sole, perché poi hanno previsto brutto tempo i prossimi giorni. E vorrei provare ad andare un po' a camminare. Quindi, boh, adesso misuro la febbre, poi decido. Mi sono vestita un attimo, ho usato la penna sbiancante sui denti e io in realtà li vedo come prima. Forse leggermente, ma è un effetto temporaneo, non è permanente. E non mi fido a comprare quei kit per sbiancare i denti, sinceramente. Non mi fido, davvero non mi fido. Qua ho chiuso. Ieri mi è arrivata la sdraio, il lettino prendisole in realtà, non è una sdraio, lettino prendisole si chiama. E l'altro giorno, purtroppo le clip le ho dovute togliere perché avevo registrato, si sentiva solo l'audio ed è un problema che mi dà molto spesso l'iPhone. Per fortuna ho comprato una macchina fotografica, mi prendo anche questa maglia qua, volevo prendere l'altra, ma l'altra è troppo pesante e camminando comunque si suda, quindi prendo questa qui, che già questa è un po' pesantina. Pile. Ma insomma, l'altro giorno vi avevo fatto vedere cosa mi era arrivato, adesso ve lo rifaccio vedere perché voi non lo sapete. L'altro giorno era arrivata questa, la Yankee la Jewel Candle Creamy Vanilla. Questa qui mi piace tantissimo. Non è una sponsorizzazione, non è una collaborazione, qui che contiene degli orecchini. Però io l'ho tenuta accesa ieri sera, ma non si brucia. Cioè, io l'ho tenuta accesa tantissimo, però ci sta un'eternità a bruciare, per cui non so quando troverò gli orecchini. È buonissima, ha un profumo, anche solo aprendola così, c'è un profumo di vaniglia. Comunque sono contenta di essermela presa e compresa la spedizione ho speso 26 euro, no, 27 euro e qualcosa, adesso non mi ricordo di preciso, comunque è molto buona. È un acquisto formidabile. Vi faccio vedere cosa mi è arrivato ieri. Ecco, lettino in alluminio Santorini ho preso da questo sito e praticamente questi vendono attrezzatura per le spiagge, quindi si dovrebbe andare circa sul sicuro, ecco. Struttura in alluminio che io ho già rovinato, è leggerissimo, è una meraviglia, cioè spostarlo non si fa fatica, è veramente leggero leggero. Devo dirvi che come prima impressione è buona, è molto difficile aprire i piedini e chiudere i piedini, cioè non aprirli e chiuderli, bloccarli nella posizione, è durissima la plastica. E io allora vado, ti stai lavando, allora ti sporco ancora un po', così hai qualcosa da fare. Poveretto. Mamma mia che rompipalle, vero? Molto, 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 mammina. Vabbè, adesso è uscito un po' più sole, vado a fare una passeggiata qui sopra casa. Sì, beh, ve l'ho già detto che vado a passeggiare, però ho deciso di andare sopra casa, di non andare distante. Questa è l'attrezzatura per uscire. Nessuno vede chi sono qua. Ah, il lettino è qui. E perché devo sistemare lo sgabuzzino, diciamo, poi lo metterò di là, cioè lo sgabuzzino, reparto lavatrice caldaia, diciamo.
Comunque adoro queste scarpe della sportiva, eh. L'unica cosa, devo usarle, cioè le posso usare, le riesco a usare solo con i calzini appositi per trekking, quelli con tutte le zone particolari, ecco. Adesso vado di qua. Ehi là, è pomeriggio. Allora, la passeggiata, ho registrato tanto durante la passeggiata. Facciamo un discorso normale, no? Ho registrato tanto, quindi cioè la metto in un video a parte. Vi ho lasciato solo qualche clip, però davvero ho registrato tantissimo e voglio fare tipo un video rilassante, molto ASMR magari in alcuni momenti. Alcuni momenti con la musica, alcuni momenti parlo io, come i soliti video escursione, diciamo, anche se non è un'escursione vera e propria, però ho pensato di fare così. Forse l'avrete già visto il video, non lo so. Ora mangio una susina, fuori c'è un bellissimo sole, davvero molto bello, e mi si asciuga la biancheria, che è una meraviglia, senza i rami dell'albero. Cioè dall'ora di pranzo ad adesso, che sono le 15:21, io ho fatto un casino di cose, ma davvero tante. Sono anche stata a pulire le scale di là e giù di sotto, perché Franz aveva lasciato un disastro, perché ha messo a posto la porta dove ci sono dentro i contatori della luce. Sarei voluta andare all'Eurospin, ci andrò domani, perché voglio, siccome domani sarà brutto il tempo, adesso voglio lavare i tappeti, devo approfittare del sole e del caldo che c'è fuori, e quindi lavo i tappeti e poi forse vado a farmi un giretto, non a camminare, no, basta, però forse vado a farmi un giro su dei miei, insomma, solito. Bicchieron de acqua. Davvero un bel clima oggi, davvero un bel clima. Cielo di adesso è un po' velato, ma è caldo estivo, bellissimo. Dunque, allora, rete ombreggiante. Adesso devo aprirla, meglio che vado di fuori perché perde un po' di pezzettini. Ok, qui ho lavato un po' i tappeti, ma questo qui è da rilavare. Però intanto questo è venuto perfetto, invece l'altro è ancora da rilavare. Ma facendo a mano è molto difficile che venga bene. Ma si è rigirato tutto col vento. Mamma mia, è tutto. Troppo si rompono le mollette. Poi mi è caduta anche la spugna giù di sotto. C'è la spugna. Comunque ho pulito tutto, qua dietro era un disastro, ho pulito, c'è ancora polline, non viene via del tutto. Comunque ho pulito tutto lì, che era sporchissimo, anche dietro a questi scuri qua era una cosa orrenda. Qui c'è una vespa che continua a girare e io ho il terrore, e ho spruzzato tutto il veleno lì, perché da lì arrivano delle formiche ogni tanto, e quindi ho messo il veleno un po' ovunque, e l'ho messo perché ho pulito anche qua. Cioè, gli angoli non li calcoliamo mai, cioè almeno io, e quindi ho pulito anche tutto là dietro e ci ho messo veleno sia là che oddio, aiuto, aiuto, c'avevo la vespa qua, ho preso un infarto, sono stanca morta, penso di avere la bronzatura a manica adesso, perché non sono stata scoperta e ho fatto malissimo, perché adesso penso di avere il colore. Proviamo a vedere insieme. Mi sto facendo anche un tè caldo, col caldo che c'è faccio il tè caldo, però si usa fare il tè caldo col caldo, perché
voglio fare merenda. Io adesso inizio ad avere un certo languorino. Vediamo se ho il segno. Boh, non lo sapremo mai. Dopo la doccia lo saprò. Boh. Comunque, adesso devo vedere se riesco a mettere quella rete da sola, perché è tanto grande e quindi devo tagliarla o devo piegare, più che tagliarla, piegarla. Gli scuri che si aprono e si chiudono da soli, bene. E comunque sono contenta di aver pulito là dietro perché era un disastro, ragnatele, cacca di pipistrello, di tutto, di tutto. E quindi guardate quella con la tampina sul tavolino. Ti pare di essere messa comoda così? Si scalda la zampa. Guardate che spengo la TV perché inizia a darmi fastidio. Qua avevo tirato su tutto perché c'era il robottino che stava girando per casa e quindi così. Devo ancora lavare i piatti e niente, adesso provo proprio a mettere quella rete. Va, che bello. Comunque sono già quasi le 5, cioè sono stata 2 ore a solo fare quel lavoro lì, 2 ore, cioè non ci credo. A lavare i tappeti, pulire lì il poggiolo, il legno. Anna, mi fai il solletico? No amore, non ho pappa. Oh. Vuole mangiare, ha sempre fame. Non posso darle adesso da mangiare perché sennò le mosche, ciao, fanno festa. No, panna, no. Scotta. Mi sono ustionata il dito. Cacchio. Scotta, il tè. Ho fatto troppo caldo. Comunque devo far merenda. Però adesso vado a vedere. Mi sono anche macchiata adesso di tè. Vabbè, vado a vedere se riesco a combinare con quell'affare. E la fermerò con le puntine perché non ho graffette. Cioè non ho la graffettatrice. Ho solo le puntine. La fermerò con le puntine. Per il momento è così. Comunque dentro non dovrebbe vedere. Cioè se si vede poco, insomma, dai. Non è come prima. Non è bella da vedere perché è verde, però così era, è difficile trovare il colore marrone uguale poi al legno e al resto. Quindi dai, questo è il risultato. Ho dovuto mettere le puntine per il momento bianche, non stanno proprio bene bianche, però non ne avevo altre. Potevo togliere la testa bianca e lasciarle dorate, forse sarebbero state meglio. Cioè sono più che altro quelle lì che si vedono, perché le altre non si vedono. Vabbè, sono arrivata fino a qui e volevo fare ancora un pezzettino, volevo fare almeno fino a là e poi il resto farò un'altra volta. Dunque è sera, sono le 8:20 circa. Questo è quanto. Si è annuvolato tutto, domani hanno previsto veramente brutto tempo, temporale, un po' bruttino, Ho finito il lavoro per oggi, diciamo. Le puntine fanno schifo da vedere, però ecco, ho finito il lavoro e con questo chiuderò anche il vlog. Fanno schifo le puntine, lo so, ma non saprei come fermarlo, questo telo, e quindi al momento è così, insomma. L'ho fatto fino alla via e dovrei fare ancora quel pezzettino fino a lì dove c'è l'altro ferro, e l'altro pezzo di là non posso farlo perché c'è la legna e quindi niente, devo sistemare. Lì non posso sistemare perché sono le borse per la legna, c'è la plastica che non posso tenere di fuori, dall'altra parte tocca tenerla qua. Diciamo che questa adesso è la situazione ed è più in ordine di qua, prima c'era più disordine di qua, adesso è il contrario. Comunque poi questa sedia la toglierò quando... Non so se ve l'ho detto a voi, no, non vi ho detto. Praticamente qui ci andrà un tavolino con le sedie. Vi ringrazio per essere stati anche in questo vlog e noi ci vediamo in un altro video come sempre. Finché posso, finché riesco, faccio video tutti i giorni, cioè carico video per tutti i giorni. Poi se no, cioè se non mi vedete non vi preoccupate, insomma. Io il tappeto
e la nuova sistemazione del poggiolo che cambierà ancora, vi salutiamo e al prossimo video. Ciao!